Aggregarsi o fondersi con un altro istituto alle condizioni che ci volevano imporre significa accettare una perdita di identità. Veneto Banca dice no a Banca Italia e nonostante la crisi sceglie di correre da sola. Pretende autonomia, promette aumento di capitale e consolidamento finanziario. In prima fila dietro ad una platea di 7.000 azionisti nuovi volti del gruppo. Nomi già noti al mondo dell'imprenditoria trevigiana, da quella Alessandro Vardaneca, Federico Tessari, Matteo Zoppas, Francesco Favotto, nuovo presidente. Loro prenderanno le redini di un gruppo che chiude con una perdita di 96 milioni di euro, 223 della capogruppo. Un ricambio deciso per rispondere alle richieste e per questo amaro. Così lasciano lo scettro presidente e amministratore delegato, ma lo fanno senza rimpianti. Situazioni pretestuose per far risultare un Corti a Rouen più basso di quello del reale. Questa è. Una banca sana, più delle altre, dicono. Banca Italia ha distorto la realtà per spingere l'aggregazione con Vicenza. Questa la loro tesi. Ci hanno detto che non sappiamo far credito a causa di una governance carente e di un sistema di controlli inadeguato per fronteggiare il peggioramento della qualità del credito. Gli anni precedenti dov'erano? Dov'era l'autorità degli anni precedenti? 11 soci più 1, consoli, direttore generale, ma dalle sue parole si capisce che l'addio è imminente. Dice tutto questo cartello. Di ragioni ingiuste, ingenerose e offensive. Qualcuno dietro le quinte l'ha definito un addio amaro e rancoroso. Di certo è che finisce un'epoca. Ai soci, per chiedere loro fiducia, diranno questo: conversione di un prestito obbligazionario da 350 milioni e aumento di capitale da 500 milioni con la svendita del gioiello di famiglia, la banca immobiliare. Siamo certi che andrà avanti la banca, con i nuovi manager, con il nuovo consiglio di amministrazione. Mi pare molto chiaro l'indirizzo che tutti abbiamo voluto dare. La banca è fondamentale per il territorio.